Tutti conoscono e amano Venezia ed il suo fascino, unico al mondo, ma la storia di questa città parte da molto lontano. Racconta Tito Livio che Antenore, dopo la caduta di Troia, guidò nella più interna insenatura del mare Adriatico un gruppo di troiani e il popolo degli Eneti, provenienti da una regione montuosa della Turchia. Una volta sbarcati, gli Eneti respinsero sui monti la popolazione degli Ugani e si insediarono in pianura, occupando un'area destinata a raggiungere velocemente dei confini simili a quelli dell'attuale Veneto e creando una cultura definita venetica o paleo-veneta. Durante il corso del IV secolo a.C., le invasioni dei popoli celti innescarono un cambiamento nella società venetica, tanto da spingere Polibio a scrivere: «Un altro popolo, già da tempo, si era insediato lungo il litorale adriatico. Sono chiamati i Veneti e per costumi ed abbigliamento sono poco diversi dai Celti, ma usano un'altra lingua». Il cuore della prima Venezia risiedeva nella città di Altino, costruita sembra in associazione con gruppi di mercanti greci, e il cui porto un tempo si affacciava sulla laguna fungendo da punto di transito per grandi traffici di merci verso la Dalmazia, la Grecia, il Medio Oriente e l'Europa transalpina. Un centro importantissimo quello di Altino per le rotte commerciali che dall'Adriatico si snodavano poi verso il Mediterraneo e le terre del nord, mettendo in comunicazione culture, popoli e usi diversi che sin da subito influenzarono lo spirito di questo piccolo lembo di terra affacciato sulla laguna. Tra la fine del III e l'inizio del V secolo d.C., queste terre furono scenario di importanti e cruente battaglie tra l'impero romano e i popoli barbari che da nord minacciavano i confini e la sopravvivenza stessa dell'impero. Fu in una di queste battaglie che gli Unni, guidati da Attila, avendo ben compreso l'importanza della città di Altino e del suo porto, decisero di distruggerli, radendo al suolo ogni cosa e decimando la popolazione. In seguito a questo tragico evento, i sopravvissuti cercarono rifugio nell'area lagunare, creando in quella zona, così inospitale ma ben protetta dai nemici, un nuovo insediamento. Era l'inizio di una pagina che avrebbe cambiato completamente la storia. Era l'inizio della futura città di Venezia. Venezia e il suo carnevale. Una storia antica e millenaria che affonda le proprie radici nel lontanissimo 1094,
quando in un documento del doge Vitale Falier ne ritroviamo per la prima volta menzione. Pochi secoli più tardi, nel 1296, il Senato della Repubblica, con un editto, dichiara festivo il giorno precedente la Quaresima, avviando così una tradizione destinata ad arrivare sino ai giorni nostri. Anticamente il carnevale durava 6 settimane, protraendosi dal giorno di Santo Stefano al mercoledì delle Ceneri, ma non di rado i festeggiamenti cominciavano già dai primi giorni di ottobre, regalando alla città oltre 5 mesi di divertimenti ed eccessi. Campi e campielli della città durante il carnevale si animavano con musica, giullari, teatranti, ma era in piazza San Marco che la festa aveva il suo culmine. A partire dalla metà del Cinquecento la piazza divenne il teatro di uno spettacolo mai visto prima e destinato a lasciare a bocca aperta la città. Un giovane acrobata turco che, camminando in equilibrio su una corda, passo dopo passo, saliva dalla piazza alla sommità del campanile di San Marco. Un'impresa sbalorditiva, subito denominata Svolo del Turco e destinata ad essere l'appuntamento più atteso del carnevale per molti anni e con sempre nuove varianti, sino ad arrivare ad un uomo dotato di ali e fatto scendere lungo la fune che collegava il campanile a Palazzo Ducale. Nasceva così il volo dell'angelo. Una storia secolare di stupore e meraviglia che ancora oggi viene perpetrata e che ha reso nei secoli Venezia la città del carnevale più antico e celebre del mondo. Passeggiando nei pressi e all'interno di Palazzo Ducale, colpiscono per la loro presenza delle strane maschere incastonate sui muri. Sono le bocche di leone, dei particolari contenitori anticamente destinati a raccogliere le denunce segrete dei veneziani. Il loro nome deriva dal fatto che spesso la loro forma evocava il muso di un leone, a ricordare il celebre simbolo di San Marco. Le denunce inserite nelle bocche di leone, seppur segrete, non potevano essere anonime, pena la loro distruzione. Tali denunce erano essenziali per il funzionamento del Consiglio dei 10, il tribunale che doveva il suo nome ai 10 membri eletti che lo formavano e a cui si aggiungevano il doge ed i suoi consiglieri ducali. Compito del Consiglio dei 10 era quello di garantire la sicurezza dello Stato veneziano. A guidare il Consiglio dei 10 erano 3 capi, scelti a turno tra i membri. La loro carica durava appena un mese, durante il quale era fatto loro divieto di uscire liberamente da Palazzo Ducale, di passeggiare per le calli della città e soprattutto di fare vita mondana. Il giudizio dei 10 era inappellabile e il Consiglio disponeva di potere di vita e di morte. Dal dibattimento era escluso chiunque, persino l'imputato, e la discussione avveniva sulla sola base dei documenti raccolti. Nel caso in cui il verdetto emesso prevedesse una condanna capitale, cosa poco frequente nello Stato veneziano, l'esecuzione era rapida e segreta e avveniva solitamente senza clamori, tramite decapitazione, impiccagione o annegamento notturno nelle acque della laguna. Le condanne più frequenti riguardavano comunque la relegazione, ovvero il confino lontano da Venezia, sorte questa che toccò nei secoli a molti nomi illustri della città.
Sono molte le donne che hanno contribuito a rendere grande la storia della città di Venezia. Nomi che hanno lasciato una traccia indelebile nella storia di Venezia e del mondo. Nomi come Gaspara Stampa, nata nella vicina Padova nel 1523, ma presto trasferitasi a Venezia, dove si distinse come poetessa. Il salotto della sua casa a San Trovaso divenne presto noto come luogo di ritrovo di letterati, poeti, artisti e nobili veneziani. Nomi come Veronica Franco, una delle più famose cortesane oneste di Venezia. Veronica riuscì a coltivare parallelamente alla vita da cortigiana la sua passione per il sapere. Divenne una donna colta che riusciva ad esprimere la sua forte personalità sia con la penna che con la spada, rivalendosi su un mondo maschile che la usava come meretrice. Incriminata dal Santo Ufficio veneziano per stregoneria nel 1580, riuscì a difendersi brillantemente e ad ottenere l'assoluzione. Nomi come Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, nata a Venezia nel 1646, fu ben presto indirizzata agli studi classici e delle lingue dal padre, all'epoca procuratore di San Marco. Iscrittasi all'Università di Padova, dopo essere entrata per un breve periodo nell'Ordine delle Monache Benedettine, nel giugno 1678 riuscì ad ottenere la laurea in filosofia, divenendo così la prima donna laureata al mondo. Nomi come Caterina Dolfin Tron, nata a Venezia nel 1736 da una famiglia patrizia caduta in disgrazia, si avvicinò alla poesia, componendo numerosi sonetti nei quali emerge il suo pensiero liberale. Quando nel 1773 il marito Andrea Tron fu eletto procuratore di San Marco, Caterina divenne procuratoressa ed esercitò le sue cariche ufficiali, dedicandosi alla poesia, alla letteratura, alla politica e agli ideali liberali. È il 1432. Al largo delle isole Lofoten, oltre il circolo polare artico, il patrizio e mercante veneziano Piero Querini, partito da Creta con un carico di spezie e vino, naufraga con i suoi marinai. Portato in salvo insieme a parte del suo equipaggio nell'isola di Rost, notò che gli abitanti si nutrivano di uno strano pesce, fresco o salato, oppure essiccato e battuto al sole. I pochi abitanti dell'isola erano in buona parte dediti alla pesca del merluzzo e alla sua essiccazione. Di quella permanenza, durata quasi 4 mesi, il Querini scrisse una relazione per il Senato di Venezia. Per 3 mesi all'anno, dal giugno al settembre, non vi tramonta mai il sole e nei mesi opposti è quasi sempre notte. Gli isolani, un centinaio di pescatori, si dimostrano molto benevoli et serviziali. Loro unica et sola risorsa è il pesce che portano a vendere nella città di Bergen. Prendono fra l'anno innumerabili quantità di pesci e solamente di 2 specie. L'una, che è in maggior, anzi incomparabile quantità, sono chiamati stockfisi. I stockfisi seccano al vento e al sole, senza sale, e perché sono pesci di poca umidità grassa, diventano duri come legno. Quando si vogliono mangiare, li battono col roverso della mannara, ed è grande e inestimabile mercanzia per quel mare d'Alemagna. Rientrato a Venezia, Querini
non esitò a presentare al Maggior Consiglio questa leccornia, che entrò ben presto a far parte della tradizione culinaria veneziana, a tal punto che, fino alla metà del Novecento, esisteva in città una figura unica, il battibacalà, che ammorbidiva i pesci essiccati con l'ausilio di un grande martello in legno. Da sempre Venezia prestò grande attenzione alla medicina. Fin dal XIV secolo in città è attivo il Collegio dei Chirurghi, primo raro esempio di ordinamento delle professioni mediche. Ma a Venezia è soprattutto la divulgazione della medicina a trovare ampio spazio, grazie alle opere che qui venivano liberamente stampate e poi diffuse in tutta Europa. Testi come ad esempio gli erbari, veri e propri trattati di erboristeria, destinati alla conoscenza dei poteri curativi delle erbe. Il forte interesse veneziano per le pratiche erboristiche è documentato fin dal capitolare degli speziali, nel quale si obbligano questi ad usare costantemente zucchero e spezie di buona qualità e a confezionare, senza frode alcuna, ogni preparato. Ma è soprattutto la peste il motivo della grande attenzione veneziana alla medicina. Peste che in città si ripresentò più volte, come nel 1575 e nel 1630, rendendo famosa la figura dei medici della peste. Sappiamo poco sulle origini della loro maschera, ma sappiamo che il suo celebre aspetto è merito dell'opera di un medico francese che nel 1600 la perfezionò, dandole questa forma. La maschera usata dai dottori copriva interamente il viso, lasciando spazio solo agli occhi. Nella parte inferiore si allungava un lungo naso dotato di 2 piccoli fori, attraverso cui il medico poteva respirare, ed era in quella cavità che venivano inserite erbe aromatiche ed essenze utili a purificare l'aria. Le mani dei medici erano coperte da guanti, grazie ai quali essi impugnavano una lunga bacchetta che serviva a non toccare direttamente i corpi degli appestati. La maschera del medico della peste finì, passate le pestilenze, per diventare un vero costume di carnevale. Il martedì grasso, non di rado a Venezia, gruppi di medici della peste, aggirandosi per la città, ricordavano in tono canzonatorio ai passanti che era il tempo di ritornare a più miti costumi dopo gli eccessi delle feste. Le atmosfere e i fasti delle feste a palazzo sono da sempre uno dei tratti distintivi di Venezia, eventi che hanno contribuito a rendere famosa la città nel mondo come un luogo di eccessi e piaceri. Le feste nei più lussuosi palazzi della città erano di solito motivate da occasioni particolari, una su tutte il carnevale. Organizzarle equivaleva all'adempimento di un dovere civico, quello di accogliere e intrattenere degnamente gli ospiti, impressionandoli. Agli ospiti si offrivano suntuosi banchetti, accompagnati da vini pregiati. A tavola, particolarmente apprezzate erano ad esempio le ostriche dorate, servite cioè ricoperte di foglia d'oro, ma il piatto forte era costituito dalle carni, cacciagione e volatili pregiati come fagiani, pavoni e pernici. Celebri poi i dolci veneziani, come il marzapane e le spongade, particolari dolci modellati a formare le più svariate immagini e su tutte, solitamente, lo stemma del padrone di casa. I banchetti erano allietati da musiche e da esibizioni di virtuosi, come funamboli e giocolieri, da balli e non di rado
da vere e proprie rappresentazioni sceniche, le momarie, commedie classiche e moderne, recitate per il ristretto ed esclusivo pubblico presente. Ma soprattutto erano i balli mascherati, a dispetto dei ripetuti divieti del governo, ad accendere l'entusiasmo dei convitati. Celebre era il ballo della bereta, nel corso del quale il cappello del cavaliere veniva passato alla dama. Giudicato dalle autorità troppo audace, questo inonestissimo ballo era stato più volte proibito, ma senza alcun successo. E senza successo furono nel corso dei secoli tante altre leggi emanate dal governo veneziano nel tentativo di contenere gli eccessi delle feste private. Feste che, lontano da occhi indiscreti, hanno continuato, senza sosta, ad alimentare quel fascino segreto e proibito che ancora oggi qui vive. Cortigiane e Cicisbei, due figure tanto particolari quanto diffuse nella Repubblica di Venezia. Essere cortigiane significava non solo offrire il proprio corpo agli uomini più importanti della società, ma anche saper leggere, scrivere ed intrattenere con il proprio savoir-faire. Le cortigiane dovevano essere colte in molte discipline, dalla musica alle lettere alla politica. Donne così desiderate da divenire spesso le muse di pittori, che le ritraevano anche in opere sacre, dando il loro volto addirittura alla Vergine Maria. Tra le tante cortigiane che ebbero fortuna, famosa e ricchissima fu Giulia la Lombarda, che grazie alle sue relazioni con vescovi e sacerdoti importanti riposa ancora oggi accanto all'altare maggiore della chiesa di San Francesco della Vigna a Castello. I Cicisbei, o cavalieri serventi, nascono invece con il compito di proteggere una donna nelle sue uscite. Il ruolo del Cicisbeo era così importante che il suo nome veniva spesso indicato sul contratto di matrimonio. Il suo compito era quello di seguire la sua dama fin dal mattino, presenziando alla sua toletta, accompagnandola a passeggiare o intrattenendola con poesie e musica. A tavola il Cicisbeo le sedeva accanto e le tagliava la carne. La sera la accompagnava al tavolo da gioco. Non è da escludere che dama e Cicisbeo intrecciassero spesso relazioni amorose tra loro, con il silenzioso beneplacito del marito, che poteva così dedicarsi alle più belle cortigiane, mantenendo salda l'integrità del matrimonio e soprattutto quella delle proprietà familiari. I ridotti e i casini erano delle piccole case o soltanto delle stanze dove i veneziani si riunivano per dedicarsi al gioco e al vizio. Tra i ridotti più importanti c'era senz'altro quello di Palazzo Dandolo a San Mosè, talmente famoso da essere chiamato semplicemente il Ridotto. Poteva accedervi chiunque portasse una maschera, la bauta, molto usata a Venezia per poter partecipare a feste e schiamazzi senza rivelare la propria identità. Cliente fisso ne fu il celebre Giacomo Casanova. Al Ridotto si giocava a tutti quei giochi d'azzardo nei quali i frequentatori si accanivano, sperperando intere fortune. La regola generale del Ridotto era quella di giocare nel totale silenzio. Interi patrimoni cambiavano di proprietà
facendo diventare ricchissimo qualche giocatore o riducendone sul lastrico qualche altro silenziosamente. Non di rado venivano scoperti anche dei bari, che prontamente venivano banditi dalla città con dei processi pubblici. E al gioco d'azzardo, di solito, si accompagnavano anche i facili costumi. Al ridotto, infatti, si poteva liberamente amoreggiare con le più belle cortigiane di Venezia. Negli ultimi anni della Repubblica si contavano in città ben 136 casini. Ce n'erano per tutte le categorie, per soli nobili, per normali cittadini, per i segretari e persino per i cuochi. Tra i giochi più amati dai frequentatori dei casini veneziani si ricordano su tutti quello del lotto reale, che si svolgeva con l'estrazione da un bussolotto di pedine riportanti la stessa numerazione e le stesse figure impresse sulla tavola. La particolarità di questo gioco consisteva nel fatto che si poteva puntare non solo su un determinato numero, ma anche sui pari o sui dispari, sulle file o sulle colonne, quasi come all'odierna roulette. Maggio 1797. Le truppe di Napoleone Bonaparte conquistano Venezia, soffocando per sempre il ruggito del leone. La bandiera della Serenissima quel giorno fu ammainata tra le lacrime e l'impotenza della popolazione. Finiva così una storia lunga 11 secoli, durante i quali Venezia fu una delle potenze più ricche e longeve della storia d'Europa, la dominatrice incontrastata del Mediterraneo e dei suoi traffici commerciali, il luogo di rara bellezza in cui culture e popoli, per secoli, si erano incontrati e mescolati. Si spegneva così quel sogno, chiamato Serenissima. Non si è mai spento invece lo spirito di questa città. Non si è mai spento il fascino di questo luogo sospeso tra terra e acqua, tra presente e passato, tra realtà e sogno. Non si è mai spento il suo sapersi reinventare e rinascere, il suo saper guardare al futuro, abbracciando e rispettando il passato, perché questa è la storia di una città unica, una città che vive, crea, scopre e condivide, perché questa è, come disse qualcuno, la storia della più antica città del futuro al mondo.